Ben ritrovati gentili telespettatori con l'informazione su Canal Furlan. Anche oggi un vero bollettino di guerra in Friuli con il maltempo. L'area nord di Udine, dopo il nubifragio di ieri pomeriggio che ha messo in ginocchio Tavagnacco e Reana, oggi è stata a Tarcento a subirne le conseguenze. In pochi minuti la quantità d'acqua eccezionale si è riversata sulla perla del Friuli, trasformando le strade in veri torrenti, mettendo in ginocchio sotterranei e cantine. Le squadre della locale protezione civile e semplici cittadini hanno operato celermente per liberare strade scantinate dalle acque. Anche a Nimis, nelle zone basse, si sono registrati disagi causa il violento nubifragio. A Reana si è ripetuto, seppur in tono minore rispetto alla giornata di ieri, il fenomeno degli allagamenti ai sottopassi della ferrovia Udine-Tarvisio, che ha impegnato gli agenti della polizia municipale nella regolazione del traffico stradale. A far paura il torrente Torre, ingrossato al limite della sua portata, che sta scaricando a valle un quantitativo importante d'acqua, monitorati anche i suoi affluenti, in particolare Natisone e Iudrio. Continua a piovere in montagna, dove i disagi si sommano con frane e smottamenti. Ancora chiusa al traffico la tangenziale est di Udine dopo la voragine aperta nei pressi del sottopasso della ferrovia, che ha obbligato tecnici della provincia a chiudere l'arteria stradale su entrambe le direzioni nel tratto Rizzolo, svincolo statale Pontebana, quadrante Arteni a Tavagnacco. È chiusa al traffico e interdetta la circolazione da ieri pomeriggio Porta Udine a Palmanova dopo il crollo di calcinacci di una tavella del tetto del manufatto storico e altre sono pericolanti. Nessuna persona per fortuna è rimasta ferita. Il fatto è stato segnalato da un passante ai vigili del fuoco che sono intervenuti chiudendo la porta di accesso alla città e interdicendo, come detto, il traffico su quel tratto della regionale 352. Disagi alla circolazione. In tilt il tratto Palmanova, bivio regionale napoleonica, e l'ingresso A4 direzione Cervignano Grado per la forte molle di traffico che ha mandato al collasso l'incrocio. Tecnici del comune e del demanio militare sono al lavoro per sistemare al più presto il pericolo e rendere in sicurezza il passaggio sotto il manufatto. In corso le valutazioni circa la possibilità di riaprire il traffico mettendo in sicurezza la zona danneggiata. I vigili del fuoco, dopo il primo sopralluogo di ieri sera, hanno riscontrato una situazione pesantemente compromessa per la parte dello sporto di Gronda del manufatto a rischio crollo. Un violento nubifragio ha colpito verso le 15:30 di oggi l'area a nord di Udine, in particolare i comuni di Reana, del Roiale e Tavagnacco, dove strade e scantinati sono andati sott'acqua. Duro il lavoro delle locali squadre della protezione civile e dei vigili del fuoco di Udine e Cividale. Chiusa la tangenziale est di Udine su entrambe le direzioni di marcia nel tratto tra il bivio di Rizzolo e l'innesto con la statale 13 Pontebana al quadrante Arteni. Uno smottamento e l'allagamento del sottopasso ferroviario della Udine-Tarvisio ha obbligato i tecnici della provincia di Udine a chiudere l'arteria fino a quando l'acqua non avrà drenato il suo deflusso e successivamente verificare la stabilità del terreno prima della bonifica e successiva riapertura. Sott'acqua anche il sottopasso della ferrovia più a nord della variante esterna di Ribis, sempre in comune di Reana. Stessa situazione a Tavagnacco, dove solo nella tarda serata è tornata la normalità, anche se le previsioni delle prossime ore non promettono nulla di buono. Il gruppo mette a disposizione sulle 5 reti televisive spazi per la realizzazione di trasmissioni commerciali, politiche, culturali, sportive ed altro ancora, autogestite. Gli interessati potranno telefonare in orario d'ufficio al numero in sovraimpressione, un'occasione da non perdere. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli, Venezia Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso. Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e numero di telefono per il colloquio preliminare. Si chiude qui, gentili telespettatori, la pagina informativa di Canal Furlan. Come sempre non cambiate canale perché la nostra rete vi proporrà musica e tanto divertimento. Per quanto mi riguarda non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata con la nostra rete televisiva e, come si dice in questi casi, alla prossima.